Una marea di pettorine gialle provenienti da mezzo Veneto hanno raggiunto Venezia per manifestare contro la sospensione del calendario venatorio regionale 2022-2023, per difendere la stagione venatoria dalle limitazioni cui è stata oggetto come numero di giorni e per specie cacciabili. I cacciatori hanno raggiunto la sede della giunta regionale, ma proprio l'appello che la regione aveva presentato al Consiglio di Stato contro la sospensiva del TAR è stato rigettato. Ora l'udienza al TAR è fissata per il 30 novembre, ma nel frattempo l'ordinanza impedisce la caccia a quasi tutte le specie fino a fine mese, oltre che per le 2 giornate integrative che sarebbero previste tra ottobre e novembre. Com'è andata oggi? Bene, io mi porto a casa quasi niente. Speriamo che ci ascoltino e noi altri siamo qua che aspettiamo. Vanno come tira il vento qua, ti dicono e poi ti promettono e poi. Colpa comunque della Lega perché ci ha tradito, ma ha già pagato domenica la batosta delle elezioni. Condivido quello che ha detto lui, perché ha già pagato domenica. Non dovevano fare questo, perché si sono comportati male quelli della Lega. Eravamo numerosissimi e abbastanza rumorosi, pensiamo di aver raggiunto lo scopo. Valeva la pena di venire oggi? Sì. Ma vi ascoltano? Cosa hanno detto? Speriamo. Sono riservati a martedì. Quindi non ce la c'è. Quindi martedì 4. Voi siete fiduciosi? Sempre, sono a casa.